arrivando quasi addirittura d'arrivo alla fine di questa edizione di Mille Voci, 16ª edizione Mille Voci 2020. Un'edizione ricca di artisti, un'edizione ricca di artisti conosciuti, meno conosciuti. Come sapete, Mille Voci va in onda in tutta Italia, in tutto il mondo. Ci siamo allargati. Grazie perché ci continuate a seguire così numerosi. E cominciamo subito questa puntata ricca di artisti con il nostro primo ospite, salutando il maestro Alessandro. Lo conoscete tutti, è diventato beniamino di questa edizione di Mille Voci, lui che ha fatto tantissima televisione con Marta Flavi, con Maurizio Costanzo, quindi voglio dire... Con Geppi Cucciari, il nostro Alessandro è un grande acquisto per questa edizione. Più tempo passa, più te stai a allargare. Esatto. Bene, e iniziamo subito col tuo aiuto. Mi aiuti subito a presentare il nostro primo ospite, Alessandro. Sabato sera ti vai. porto a ballare, ti potrò baciare. Sabato sera ti porto a ballare e potrò restare con te, con Bruno Filippini. Sabato sera ti porto a ballare e potrò... Ci stiamo proprio imparando a fare tutti. Stiamo imparando a mantenere le distanze, io dico purtroppo, perché è quello che manca tantissimo. Anche in questa edizione è la possibilità di abbracciarci, di stringerci, di salutarci. Infatti, come avete visto e come vedete, noi cerchiamo di mantenere le distanze anche con gli ospiti in studio, cercando di ridurre al massimo, di seguire le indicazioni per la riduzione dei contagi. Quindi stiamo cercando di essere bravini anche noi, come nelle grandi produzioni delle grandi televisioni, perché noi siamo una grande produzione di Gianni Turco, che saluto, non l'ho fatto Gianni. Prima. Ciao Turco. Allora, Bruno Filippini, Alessandro, te l'ho detto anche nelle altre puntate, lui è stato ospite di questa edizione, lui è il principino di Mille Voci, perché è il principe azzurro di Biancaneve. Quindi lui, poi tu eri anche quello che faceva l'introduzione della spada nella roccia, La spada vero? nella roccia. Li ho visti tutti. E ce n'è un altro. Pinocchio. Vedi C'è che sono una preparata. Stella su nel cielo, ogni sogno può appagare e la gioia più serena s'adora. Bruno Filippini, cosa ci canti in questa occasione? Un'altra bella canzone del mio amico il maestro Gino Pugliesi, Notte Blu. A tutti gli amici di Mille Voci, Bruno Filippini con Notte Blu. Con lei un sogno nella vita comincia in una notte blu, noi due distesi sulla sabbia in una storia senza età, e insieme poi restare a far l'amore, rapiti da una notte blu, trascorsa a raccontare tante primavere, e l'alba sorrideva già. Notte blu, quante emozioni dentro me, dolci momenti insieme a lei, rubando attimi d'amor. Se puoi parlare, dille che nelle mie mani sento ancora il suo profumo, e nel mio cuore c'è un vuoto grande senza lei. Notte blu.
quei ricordi che ti prendono l'anima, nei silenzi nostalgici di amori passati e mai finita. Lo so dove hai sbagliato tutto, fuggendo in una notte blu, pensando di trovare altre primavere, così io la perdevo mai. Notte blu, tu che hai nascosto dentro te tutti i momenti insieme a lei, rubando attimi d'amor. Tu puoi parlare, dille che nei miei silenzi sento ancora il suo respiro e nel mio cuore c'è un vuoto grande senza lei. Notte blu. Bruno Filippini, grazie per essere stato con noi in questa edizione di Mille Voci. Grazie Bruno. Bene, e come sapete Mille Voci è una trasmissione che dà spazio anche ai nuovi talenti. Abbiamo già avuto modo di ascoltare dei nuovi talenti promossi da questa agenzia che si chiama la Muse Agency. È un'agenzia in cui abbiamo una manager, una talent scout, ma se dico queste parole in inglese il turco poi si arrabbia, quindi è, in italiano si può dire l'impresario e la scopritrice di talenti, la nostra Paola Carbonelli. Grazie per essere tornata a Mille Voci coi tuoi talenti. E il talento che noi presentiamo oggi è Valeria Cocco. Vieni Valeria. Salve a tutti. Allora, Valeria Cocco è una giovane cantante, ha presentato anche questo brano alle selezioni di Sanremo Giovani 2020-2021, ha partecipato anche lei a tantissimi stage, corsi di canto con incontri. Sì. No, mi devo correggere perché sennò Gianni poi alla fine mi dice che mi riempio la bocca con questi inglesismi. Allora sto attenta e trovo la traduzione, che ha ragione, esiste in italiano la traduzione. Quindi corsi di canto tenuti da grandissimi artisti nazionali e internazionali. Cosa ci canterai oggi? Allora, canterò un mio inedito che si chiama Fili sospesi, che è stato scritto da Alessandro Fatale. Alessandro Fatale, tra l'altro, è un autore proprio della vostra agenzia che sì, cerca di scrivere brani da prende personalizzare delle nostre esperienze, dalle vostre sì. esperienze. Nel mio caso è un brano che tratta il tema dell'abbandono, quindi un abbandono vissuto in particolare nell'adolescenza, che può essere sia emotivo che fisico. Certo. Ecco. Quindi la nostra Valeria Cocco con Fili sospesi. Sì. Valeria. Ti ho cercato nel vuoto di te ed ho ascoltato il silenzio che c'è, che hai voluto, lo sguardo perso nel cuore amato. Ed ho sperato nella luce di te, in una voce che voce non è, che è costanza di un'esistenza, la tua presenza. Abbracciarti era come il cielo, ora non ci sei, è solo gelo. Uso parole che sfidano il tempo, che accolgano lo spazio di un momento. Eri e rimani un'esigenza, respiro di cui non può fare senza. Cerco più certezza e non apparenza,
un marchio sulla pelle, resilienza. Ti ho cercato nel vuoto di te ed ho ascoltato il silenzio che c'è. Noi due destini, orizzonti di senso, fili sospesi, cullati dal vento. Siamo noi, due punti fermi e siamo noi, ma così lontani. Siamo l'eclisse che sfida la notte, una scommessa che affronta la sorte. Si deve lottare come onda violenta di mare. Se è una rima macchiata di inchiostro che più la scrivo e non ti conosco, e rimane sfera di capelli, ma i tuoi occhi non sono più quelli. La tua vita ha già perso il controllo, io per la mia voglio solo il decollo. Nella mia vita non sei mai stato la costanza, il momento è rubato. Eri la stella, il riferimento, ora nel cuore sei solo tormento. Dipendenza, astinenza di cuori, in un mondo che voglio a colori. Ti voglio luce, vedo me stessa, te una foto che rimane impressa. Ti ho cercato nel vuoto di te ed ho ascoltato il silenzio che c'è. Noi due destini, orizzonti di senso, fili sospesi, cullati dal vento. Siamo noi, due punti fermi e siamo noi, ma così lontani. Siamo l'eclisse che sfida la notte, una scommessa che affronta la sorte. E ti ho cercato nel vuoto di te ed ho ascoltato il silenzio che c'è, che hai voluto, lo sguardo perso nel cuore amato. Valeria Grazie. Cocco, complimenti. Grazie Complimenti, mille. veramente complimenti Paola alla tua agenzia. Tienilo. Complimenti alla tua agenzia perché veramente hai presentato in questa edizione di Mille Voci dei grandi talenti, giovani, belli i video che avete promosso. Complimenti veramente, complimenti anche ai vostri autori. Bravi. Speriamo di rivederci nelle prossime edizioni di Mille Voci, molto volentieri. Bene, andiamo avanti con questa puntata. Maestro, la musichetta di agenzia matrimoniale qui ci sta bene, perché Si sì, sposa vai. qualcuno o no? No, non si sposa nessuno, però è la colonna sonora che Io mi ne avrei aiuta. fatta un'altra, comunque. Ne hai fatta una? Ah, volevi fare un'altra cosa per presentarla? Allora dimmi cosa. Fammi sentire. Amore, ritorna, le colline sono un fiore, ed io, amore, sto morendo di dolore. Oh, ma guarda, sei bravissima, è proprio azzeccatissima per presentare la nostra Cathy Wagner. Adesso vediamo, Cathy arriva dalla Francia. Piano piano, sei splendida, bellissimo questo vestito. Ormai conoscete, gli amici di Mille Voci conoscono Cathy, che è stata già ospite in altre puntate di questa edizione, ospite anche l'anno scorso. Lei è venuta dalla Francia in questo momento così difficile di viaggi, di spostamenti, quindi la ringraziamo veramente tanto di essere tornata qui a Mille Voci con noi. Lei canta in varie lingue. Cathy, sei splendida, io sono un po' invidiosa adesso. Le colline sono in fiore, secondo me c'entra un po' con questo rifiorire delle tue colline, e poi c'entra anche perché, giusto? No, era carina. No, sì, E poi su bella questa canzone. cosa del dolore, sto morendo di dolore, perché la canzone che lei canterà si intitola proprio così. Solo che io non ho nessuna intenzione di dire questo titolo in francese, perché ci ho provato prima dell'inizio della registrazione, è stato un disastro. Quindi io presento Cathy Wagner che canterà La douleur du délire. Non ci sarei È mai il dolore del delirio in Spanish. il dolore del delirio. Cathy Wagner. Grazie. Dans le vent, soleil mort. Au bout du temps, se décolore.
La vie prend le temps de la mort. Mon dernier soleil d'amour, je t'aime encore. Dans le noir, l'air ne bouge pas, et l'espoir se blottit sur moi. Le cœur à l'habit du silence, de peur d'entendre ton absence. Et mon amour se déchire au son de la mélancolie, à la douleur du délire, au rythme de mon homélie. Dans le sang qui coule encore vers les temps de nos remords. L'amour est enfant de la mort. Mon dernier compte à rebours, je t'aime encore. Dans les cœurs, l'homme tourne en rond. Le bonheur n'a plus d'horizon. Étoiles coulées sur la dune, on nous fait respirer la lune. Et mon amour se déchire au son de la mélancolie, à la douleur du délire, au rythme de mon homélie. Et mon amour se déchire au son de la mélancolie, à la douleur du délire, au rythme de mon Cativa Arnà, grazie di essere stata con noi in questa edizione, è stato affascinante sentirti cantare in francese, sei bravissima, grazie. Torna a trovarci a Mille Voci, ti aspettiamo. Grazie mille, Cativa Arnà, brava, grazie. E andiamo avanti con un altro amico di questa trasmissione, lui ormai è parte della famiglia in questo programma, ha partecipato a tantissime edizioni di Mille Voci, ci ha tenuto compagnia anche nel corso di questa edizione, lui è Domenico Bartolomeo. Eccoci. Ho io il microfono per te, Domenico, eccoci. Domenico Bartolomeo. Ci hai tenuto compagnia nel corso di questa edizione con tantissime bellissime canzoni della musica leggera italiana, facendo omaggio a tantissimi autori e cantautori della nostra tradizione musicale. E oggi canti un successo di un cantautore che a te è particolarmente caro, che è Lucio Battisti, giusto? Esatto, sì. Bene, Domenico, cosa ci canti oggi? Una bellissima, una delle tante bellissime canzoni, Pensieri e parole.
insieme a Domenico Bartolomeo, Pensieri e Parole. Grazie. Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesie d'un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio è roccia ormai, e sfida il tempo e sfida il vento, e tu lo sai, sì tu lo sai. Davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, vai o torni con me, davanti a te ci sono io. Oh, un altro uomo, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, non odiarmi se puoi. Conosci me, quel che darei, perché negli altri ritrovarsi gli occhi miei. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, e pur quel che diceva chissà perché, chissà, adesso è verità. Davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, vai o torni con me, davanti a te ci sono io. Oh, un altro uomo, e nuove notti e nuovi giorni. Cara, non odiarmi se Grazie. Bellissima Grazie. interpretazione, grazie Domenico Bartolomeo per Grazie. essere stato con noi anche in questa puntata, grazie. Bene, e adesso è arrivato il momento di una graditissima ospite, la prima volta che partecipa a Mille Voci, quindi siamo felici di accogliere Carol Meg. Salve a tutti. Salve. Carol è una cantante, canta da quando era piccolina, adolescente, Sì, da giusto? tanto tempo. Sì,
ha già inciso un disco in inglese, è stata per tanto tempo a studiare all'estero, ha studiato canto, è tornata adesso in Italia per cantare in italiano e farci sentire in italiano la sua voce. Oggi canti un inedito, una canzone inedita. Sì, canto un inedito che si chiama Quando mi respirerai ed è stato scritto da mia madre, che anche lei è una cantante, ha scritto una canzone veramente stupenda e quindi io ho deciso di cantarla, visto che comunque adesso voglio intraprendere un progetto di canzoni in italiano. Come si chiama la tua mamma? Claudia Cagnoli. Quindi un saluto alla mamma di Carol, che è anche autrice di questo brano Quando mi respirerai. Carol Meg. Questo silenzio insopportabile, perché manchi tu. Il mio equilibrio è così instabile e non capisco più come fare ad arginare la distanza dal tuo amore, riempire questo vuoto dentro me. Non so neanche quando tornerai, ma so che soffierà un vento tiepido d'amore, aria di libertà. Anche la pioggia scalderà quando mi sarai accanto. È una gioia incontrollabile, ispirerà il mio canto. Quando mi respirerai, quando ti respirerò, il tempo si dilaterà in un istante immenso, senza fiato né parole, ci stringeremo fino a farci male e saremo un solo battito di noi. Cerco un modo per colmare questa lontananza, baratterei persino il respirare per accorciare la distanza, perché un giorno senza te è vuoto e inutile. Così rinasco dentro un sogno, divento invisibile. E così come solo un'anima può fare, abbracciarti senza fare alcun rumore, starti accanto nel tuo mondo, con gli affetti in cui non c'entro io, e poi lasciarti con una carezza che ti scaldi finché tornerai. Quando mi respirerai, quando ti respirerò, come una bussola che non ha più una direzione, ci perderemo in mezzo a questo mare, senza timore di lasciarsi andare, sfioreremo ogni millimetro di noi. Quando mi respirerai, quando ti respirerò, morsi e baci per saziare questo amore. E la notte scenderà, ma non avremo sonno mai per fermare quell'incanto dei tuoi occhi dentro i miei. Ma che brava! Grazie infinite. Complimenti a te che sei una bravissima interprete, veramente bella Grazie, e brava, veramente. e complimenti alla tua mamma che ha scritto una canzone bellissima. Veramente, grazie Carol di Grazie. essere stata con noi. Grazie a tutti. Grazie. Bene, è arrivato il momento di presentarvi una carissima amica di questa trasmissione, una grande amica di Gianni Turco, è diventata anche amica un po' mia, abbiamo anche cantato insieme, la nostra Giovanna Nocetti.
Ciao Splendore, ben trovata. La nostra Giovanna è poliedrica. Lei canta, scrive, ha fatto tantissima televisione, adesso sono 40 anni che ha un'etichetta discografica, la Chicco. Microfono, al microfono. Chicco Music. Chicco Music di Milano. Tra l'altro, tra parentesi, la Chicco Music è quella che ha distribuito il mio disco Daphne and Friends sulle piattaforme digitali, per cui andatelo a cercare, trovate anche il nostro duetto di Torna sul Rientro in quel disco, quindi se volete potete andarvelo a cercare, scaricare, eccetera, eccetera, eccetera. Posso dirti una cosa? Per i 40 anni della Chicco io ho prodotto un disco con Fabio Armigliato e Emanuela Villa, che sta facendo il giro del mondo, è uscito da circa 20 giorni. Sei nell'aria, l'amore è un frutto raro. Allora, Sei nell'aria è la canzone che ha scritto e che cantano insieme con... E invece L'amore è un frutto raro è una canzone che ha scritto Cristiano Minellono e io ho musicato, e lei ha cantato veramente molto bene. Complimenti alla nostra Giovanna. 40 anni di Chicco. 40 anni di Chicco, complimenti, grazie. Onorata di far parte della tua famiglia. C'è un vostro cantante che è un mio amico, sì, che è molto amato anche da una mia amica. Vabbè, tutti molto... Riccardo vabbè, Antonelli. poi avremo modo di ascoltarlo, il nostro Riccardo, che è anche lui con noi in questa puntata. Adesso però dobbiamo tornare un po' agli esordi. Sì. Dobbiamo tornare agli esordi e io ho una presentazione speciale per te. Sì, l'abbiamo fatta, abbiamo pensato proprio questa cosa proprio per ricordare un grande amico. Guarda che cosa ha scovato il nostro Gianni Turco, guardate insieme. Io ho scritto questa canzone che si chiama Il mio ex, per Giovanna. Perché? Perché in effetti, secondo me, quando succede questa cosa, ci sono dei momenti di incertezza. Non sempre gli amori, per quanto piccoli siano, possono sparire del tutto nella vita. A volte, forse, che sai, la poesia, la fantasia, quello che vuoi, ti riprende. E allora la protagonista di questa canzone, ve la voglio far sentire, ascoltate bene, perché è un incontro, si rincontrano. Il punto più drammatico, che forse nessuno nota, è per quello che ve lo voglio sottolineare, è quando lei a un certo punto dice che va a casa per dirmi ti amo, non amo che te, lo dice lei a se stessa, non a lui. Quindi voglio dire, questa è la chiave piuttosto pericolosa, perché quasi si vuole convincere del fatto che il vecchio amore non sia quello così importante. Va bene, adesso vedete davvero Giovanna in veste di cantante, Il mio ex, eccola qui. Giovanna Nocetti, presentata dal grande Paolo Limiti, un grande autore, un grande maestro, che ha scritto questa canzone con commozione. Il mio ex Giovanna Nocetti. Grazie, grazie. Ho incontrato il mio ex per la strada, per caso stasera.
di vederlo così da vicino, in quegli occhi che io volevo per il mio bambino. Lui parlava e parlava, ridevo e così per un attimo e quasi sembrava che fra noi tutto il tempo non fosse davvero passato. Quando poi me ne son resa conto mi son spaventato e così l'ho lasciata di colpo e son quasi fuggita ed ho fatto la strada di corsa per chiederti aiuto, per stringerti a me e mi dico ti amo, non amo che te. Se non so che cosa sia, forse un po' di gelosia, ma mi spiace saperlo felice anche senza di me. Se non so che cosa sia, forse penso era mio, ma mi spiace sapere che vive anche senza di me. Giovanna! In questa- questa nuova versione. Sì, se il mio amico Ivan Sasha ha voluto rifare questa canzone ed è andata per la maggiore a Torre del Lago, è stato un successo quest'estate, tutti a ballare sta canzone che ha esattamente 40 anni. 1980. La nostra Giovanna si rinnova sempre. Complimenti Grazie. Giovanna, grazie di essere stata con noi. Grazie Giovanna Nocetti. E Giovanna se l'è chiamato il prossimo artista perché lo ha nominato per prima lei, il nostro amico Riccardo Antonelli. Buonasera, ciao Daphne. Amato dalle donne, amato dalle mamme, amato dalle nonne, amato da tutti. Mi fate rientrare a casa stasera? Sì, ok, mi raccomando. C'ha pure la moglie gelosa, Riccardo. Insomma, Però, abbastanza, sì. scusami, lo dobbiamo dire perché tu sei molto popolare, piaci tanto alle donne per come canti, perché hai questo modo di cantare Brava, così romantico. Hai detto bene, per come così- canti. Hai per detto, come- vabbè, ma bravissimo, guarda, è incredibile. No, hai detto bene. Ho detto beh, per come No, canti, per così carità. rassicuriamo la signora. Certo, benissimo. Perché hai questo modo di cantare, Riccardo, così romantico, no? Così bello, melodico, che conquista il cuore. Poi ci fai cantare sempre, cantiamo insieme a te le melodie, non bene come te, ma cerchiamo di cantare insieme a te le canzoni che ci proponi. Che cosa ascoltiamo oggi? Oggi ho scelto un medley di canzoni napoletane. Ah, va bene, quindi solo perché siamo in basi e perché te lo ha chiesto il turco. Beh, no, così, da en così passant, il tanto per- turco ha voluto insistere con questa cosa delle canzoni napoletane perché il nostro Gianni Turco è napoletano, quindi abbiamo il nostro Riccardo Antonelli, cantiamo con lui questo medley di canzoni napoletane. Grazie. È o gigante da montagna, ma come se lagna, ma come se lagna, ma come se lagna. Tenevo fuoco in te e mo mi fa bene, mo mi fa bene, mo mi fa pena. Teneva i capelli che suravano sole e Napoli tutta faceva l'amore, teneva una forza che si s'arrangiava
sai stasera no, mi sono innamorato di Margherita, la femmina più bella da imbrascare, la giornata da capo un giardino, ho sfizie mi fa sentire cantare, ma c'è bevuta un bicchiere di vino, perché stanotte voglio intossicare. E date guaglione e maravita. Mia Napoli scriverti non so, la musica cantare sul libro, si indora l'aria di voi, strimpella un bianco un pianino, di fichi d'India e di melloni, salle bocche chieste date per amore. Fantasma bianco pulcinella, botteggia e passa tra la folla, la statua d'una lucianella, Abruzzo pare nella luce del gran sole. Suriendo di innamorare, le sacre braccia abbracciate con la felicità, le sonne nottate d'argento del Soriendo da voce vasate per manasriglione benedettività. Finiamo che io t'ho incontrata a Napoli, bella dagli occhi e t'ho promesso a Napoli di non lasciarti più. A Napoli, paese di canti e fior, oh mia Angelina, ti porterò il mio cuore, ci sposeremo a Napoli, quando il mondo pace avrà, perché la mia felicità io l'ho incontrata a Napoli, a Napoli, a Napoli con te. Grazie. Riccardo Antonelli, Grazie, Riccardo. accompagnato da magnifiche immagini di Napoli, quindi grazie Riccardo per questo momento magico. Piace alle donne? Riccardo, canti così, ci incontriamo a Napoli, ci sposiamo a Napoli, insomma quando tu a una donna canti così devi tornare a casa, va bene, la smetto. Allora andiamo avanti perché qui cantiamo in varie lingue, però maestro, a chi tocca? Vado. Eccola di nuovo che ti fa ciao. Eccola di nuovo. Ecco, eccola di nuovo, significa che tocca a me. Eccola. Allora, ho cantato, anch'io mi sono dilettata a provare a cantare in altre lingue. Canto in italiano, ho cantato in inglese, ho cantato in napoletano seguendo ripetizioni e lezioni da Gianni Turco, ho cantato in francese e ho cantato in brasiliano e in spagnolo. Oggi vi faccio ascoltare
Questo brano che già ho presentato nel Daphne and Friends è un brano che è molto romantico, che parla di una storia d'amore. Infatti si intitola Historia de un amor, accompagnata da Fabrizio Musilli nella coreografia. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Grazie Fabrizio Musilli, grazie. Brava. Grazie. Brava. Grazie maestro, sai che ci tengo al tuo parere, grazie. Andiamo avanti, stiamo arrivando quasi addirittura d'arrivo di questa puntata. Abbiamo un altro graditissimo ospite, membro della famiglia di Mille Voci. Molti di voi lo conoscono, il nostro Gianni Davoli. Vieni Gianni. Un altro Gianni di questa famiglia.
Gianni Turco, Gianni Davoli, un altro Gianni. Ecco il nostro Gianni Davoli, ben trovato a distanza. Usa il tuo microfono così parliamo un po'. Allora, Gianni Davoli ha fatto tantissima televisione, è un musicista, è un arrangiatore, suona la fisarmonica benissimo, è stato ospite di tante edizioni di Mille Voci e con enorme piacere lo ospitiamo anche in questa edizione del 2020. Grazie. Gianni, che cosa ci fai ascoltare? È una canzone che avevo inciso, ma non avevo mai cantato, proprio nuova, la prima volta. Quindi un tuo brano, noi siamo onoratissimi allora di essere noi il pubblico di questo tuo nuovo brano che si intitola? Cos'è l'amore? Caro mio, a saperlo. Quello. Gianni Davoli in Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Poterlo dire all'infinito e non finire. Velato e intenso modo di parlare. Contare stelle, lucciole più belle, lasciarsi andare. Cos'è l'amore? Il rosso forte quando è sera, l'orizzonte, gioia improvvisa che fa sussultare, serpe che morde, grida sincere e buon umore. Guarda cos'hai vicino, la mamma e un bimbo che si sanno già, un vecchio e uno straniero che si raccontano felicità. Al ballo una ragazza ti fa domande brevi e già da un po' ascolti e non rispondi. Ti chiese acqua e con te si disse to. Cos'è l'amore? È la certezza di una donna, la passione, terra, peccati e frutta di stagione, notte di fuochi, giorno di giochi, quotidiano amore. Senti cos'hai vicino, musica forte per dimenticare gli affanni di una vita che corre avanti e indietro da gridare, e tutto il mondo in piazza ad incontrarsi almeno per un po', e intorno un canto che onestamente bello ti rubò. Cos'è l'amore? Semplicemente voglia pazza di calore. In ogni incontro c'è una storia vera, seme con seme germoglierà, sarà primavera. Sarà primavera. Sarà primavera. Grazie, Che grazie. bella Gianni, che canzone romantica, in ogni incontro c'è una storia vera, bellissima, grazie. Senti, io volevo dirti una cosa, che prossimamente uscirà un libro che ho scritto io, che è intitolato Non ho rincorso il successo, ho cercato la musica. Bene, allora cercheremo questo libro appena uscirà. A dicembre. A dicembre, quindi Gianni Davoli, che è anche uno scrittore, non ho rincorso il successo, ma... non ho cercato non la ho musica, cercato la non ho rincorso il successo, ma ho cercato la musica. Gianni Davoli, grazie.
Romantico il nostro Gianni, veramente. Grazie per questo momento magico. Maestro? Dica. Alessandro? E quindi? Guardati intorno, facciamo questo teatrino tutte le volte che lo presentiamo. Allora, guardati intorno. Fammi la musichetta. Ai, lai, 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 lai. Questa musichetta chi vi ricorda? Eccolo! Daniele Sinasce! Tu che stringevi la tua mano nella mia. Magari, virtualmente, Daniele virtualmente, perché non ci possiamo neanche proprio più stringere, Daniele, mannaggia, ma ti rendi conto? Sì. Allora, il nostro Daniele Sinasce è un graditissimo ospite di Mille Voci. Lui ha partecipato alla primissima edizione Siamo di Mille stati Voci, dei pionieri. Mi ricordo pionieri. ancora quando Gianni Turco mi ha invitato a cena ed eravamo dalle parti di Lavinio, mi sembra. Sì. Dice: guarda, mi sto inventando questa cosa, ti va di partecipare? Sembra ieri. Grazie, Sembra Gianni. ieri, ma il bello è che lo posso dire, la prima edizione di Mille La Voci è prima stata girata in un giardino. Sì, ci Quindi sono ancora i adesso, video. dopo ci sono ancora i video di queste prime edizioni in questo giardino. Adesso guardate in che giardino siamo caduti, quindi grazie. Avete fatto una bella progressione. Un bel cammino, un bel percorso. Assolutamente, io vorrei esortare i giovani, perché se c'è qualcuno che viene dalla Francia e prende l'automobile per venire a Roma, allora anche voi ragazzi prendete l'autobus, prendete la bicicletta e fate qualche sacrificio, perché questi ragazzi di oggi, guarda, devo fare 5 km, no, non me va. Questi vengono dalla Francia. Loro sono venuti dalla Francia per stare Quindi con noi. prendete esempio dagli amici francesi che hanno fatto un viaggio in automobile per stare a Mille Voci. Ecco, quindi vuol dire che ne vale la pena. Veniteci sì. a trovare, grazie. Daniele, allora ti abbiamo ospitato in questa edizione, hai cantato dei brani tuoi, insomma abbiamo avuto il piacere di ascoltarti in altre versioni, però dai, prima della fine di questa edizione non potevo esimermi. No, poi mi presti anche questa però di giacca, Daniele, io e te dobbiamo parlare perché pure questa mi vediamo dopo piace, in camerino. Bravissimo. Non poteva mancare un omaggio a lui. Sì, no? sì, al nostro amico. Così come era per caso, Daniele. Sì, lui di solito si veste così, sta a casa così, questa è la sua vestaglia. La sua vestaglia. Il nostro Daniele Sinasce fa un omaggio al grande Renato Zero e tesoro mio, canti una canzone che è veramente una poesia. E poi piace alla mia mamma, quindi va benissimo. Mi ha detto devi fare quella. Devi fare quella. Sì. No, ma guarda, piace a tutti noi, a me particolarmente è quella canzone che canti, io la canto almeno una volta l'anno il giorno del mio compleanno. Per forza. Perché cerco di ricordarmi che tutti gli anni, e anche questo, come dice il Turco, sono i nostri migliori anni. Daniele Sinasce! Grazie. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. Vai! I migliori anni
notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Evviva Mille Voci! Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Viva la vita! La nostra vita, la nostra vita, dimmi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita, la nostra vita, la vostra vita, la vostra, la vostra, la vostra, la vostra. Dimmi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi. Grazie! Che meraviglia! Ti abbraccerei se potessi. È sempre Mi hai più difficile. commosso, gli occhi pieni di lacrime. È vero. Grazie. Ti rendo l'emozione. Grazie. Perché quando hai cantato prima mi hai fatto tremare. Spero Beh, di averti reso il favore. Assolutamente sì, Grazie. a me e a tutti Grazie. noi. Arrivederci. Viva I Mille migliori Voci. anni della nostra vita con Mille Voci, i migliori anni di Mille Voci. Quindi io vi do appuntamento dopo questa grandissima emozione alla nostra prossima puntata. Saluto tutti gli ospiti che sono stati qui con noi: Giovanna Nocetti, Riccardo Antonelli, Valeria Cocco, grazie alla Muse Agency, Gianni Davoli, Carol Meg, Cativa Arnà, Bruno Filippini, Domenico Bartolomeo e il mio grande amico Daniele Sinasce. Un bacione al maestro Alessandro Alessandro. Ciao. Gioia mia, tutti insieme.